Può presentarsi? Mi dica il nome, cognome e luogo di nascita. Cassio Liliana, nata a Buie Mhm. il 18 del 6 del 36. Ok. E può raccontarci la sua vita, in particolare il suo percorso personale. Allora, nel 56 sono venuta via da Buie con 2 fioi piccoli, Ok, che aveva neanche 2 anni. va bene. Dopo sono andata a Cremona. Cremona era un campo profughi che mi ha tenuto 2 giorni, ma siccome che era un campo che ti dovevi dormire, impegnarti il materasso con la paia, Ok. e era i simili che correva per i muri. Non volevo star là in campo perché era campo per stranieri, sono tornata a Trieste. A Trieste noi mi tenuto in campo profughi perché non era più posto. Del 5 settembre noi teneva più i profughi a Trieste. Sono tornata a Cremona. Di Cremona abbiamo stato un po' di giorni e dopo siamo andati a Brescia, E a Cremona in che anno sei andata? subito dopo. Ok. Sì, sempre in poco tempo ero a Cremona. Ok. Dopo di là sono andata a Brescia. Ok. A Brescia non era campo per tenere la gente, era già tutto pieno. Siamo andati a Bogliacco sul lago di Garda. Ok. Lago sta di ottobre fino al giorno di Santa Lucia a Bogliacco, che te l'ho detto. Sì. Dopo il giorno di Santa Lucia è venuta un'ordinazione di andare in campo profughi Altamura, provincia di Bari. Là sono andata il giorno di Santa Lucia fino al 24 maggio dell'anno dopo. Ok. Dopo di là siamo andate altre 4 donne a Roma al ministero, spiegando che non siamo stranieri, che non siamo di quel gruppo là, e ne ha dato il trasferimento o per Marina de Carrara o per Tortona. Mi di Altamura per andare a Tortona abbiamo fatto 4 viaggi per che ne daghi il trasferimento. Là sono arrivata il 24 maggio dell'anno dopo e sta 4 anni in un campo profughi a Tortona, Ok. dove che là avevo solo che malattie perché i fiori che c'era morbillo, varicella, tosse pagana, mio marito era malato di tutto. Dopo un amico ne ha trovato un quartierino a Barcola e sono andata a Barcola e a Barcola ero quasi 10 anni. Dopo il figlio più piccolo si era malato di reumi di roba e ne ha dato un quartiere qua a Sistiana. E a Sistiana avevamo fatto un appartamento, una casetta e che siamo ancora adesso qua. Ok. Una bella vita l'ho fatto. Come ha saputo ricostruire il proprio spazio e la propria vita? Come hai saputo ricostruirti qua la tua vita? Con grandi sacrifici e lavorando tanto. Ok. Cosa ha trovato e cosa apprezza maggiormente del luogo in cui vive ora? Cosa ti piace di più di questo luogo? Che è un posto tranquillo. Peccato che sono sola. Hai l'uccellino. È l'uccellino, un canarino. Grazie a tuo papà. Sì. Qual è il ricordo più bello della sua vita? Non so neanche dirti. Quando che sono tornata qua e che dopo sono andata a vedere a casa mia a Buie dopo tanti anni. Dopo quasi 20 anni. Ok. Perché mi ero scampata come profuga, Mhm. perché non era più le domande di esodo di venire via,
Mio marito è andato via la mattina e me con mia sorella sono andata il giorno dopo. Ecco, sono arrivata al confine e mi ha detto in croato, ma ho capito lo stesso, prima tuo marito è andato via e adesso ti sono andata a te. E mi ho detto no, vado a accompagnare una cugina che va in Australia, ho detto una bugia, e dopo andiamo avanti così. Dopo ho imboccato le maniche e ho lavorato fino a 80 anni, tutto là. E hai qualcosa da aggiungere? Che vuoi dire? Ma a parte che ho detto tutto. Perfetto, grazie. Prego.